Il castello di Sassari venne eretto nel XIV secolo, tra il 1326 e il 1331, dai catalano-aragonesi, con lo scopo di deterrente nei confronti delle periodiche sollevazioni e rivolte dei sassaresi. In virtù di tale scopo beneficiò di una struttura imponente a pianta quadrilatera, con 4 torri poste agli angoli e una quinta torre massiccia all'ingresso. Nel corso dei secoli venne utilizzato per varie mansioni: caserma militare, prigione nobiliare ed ecclesiastica, luogo di tortura e di esecuzioni capitali. Verso il 1535 divenne la sede del Tribunale dell'Inquisizione. Nel 1877 venne abbattuto e al suo posto edificata la caserma sabauda alla Marmora. Fino al 2008 si è sempre creduto che non fosse rimasta traccia del castello, a parte qualche sotterraneo di poco valore, ma gli scavi per la ristrutturazione della piazza hanno smentito queste credenze. A poco gli archeologi stanno facendo emergere parti del castello che si credevano distrutte. Sta affiorando la facciata principale, il fossato del XVI secolo e ben 2 piani interrati riferibili al sistema difensivo o antemurale. Le mura sono dotate di bocche da fuoco nelle quali venivano ubicati i cannoni che si affacciavano sul centro cittadino. Il fossato in alcuni tratti sfiora i 9 metri d'altezza e i corridoi interni del castello si districano nel sottosuolo per un centinaio di metri. Sarebbe sicuramente il più importante ritrovamento della città e il più interessante sito archeologico anche dal punto di vista turistico. Eppure al momento non esiste un progetto esecutivo per la sua valorizzazione, anche se molte voci parlano di uno studio architettonico che prevede un percorso pedonale protetto da una lastra trasparente e la possibilità di visitare il castello solo 1 o 2 volte all'anno per manifestazioni straordinarie. Queste modalità di salvaguardia non possono non destare alcune perplessità, soprattutto in quanto l'accesso al castello sarebbe impedito a turisti e curiosi e la sua fruizione quindi notevolmente compromessa. Occorrerebbero scelte di valorizzazione capaci di interessare le persone, ma nonostante si sia ormai arrivati alla fase finale dei lavori, i cittadini di Sassari non sanno niente dei progetti, né sono stati coinvolti in sede di ideazione e né hanno potuto condividere o meno le scelte dell'amministrazione. IRS Indipendenza e Repubblica de Sardegna ritiene invece che una cittadinanza informata e consapevole non possa che migliorare il proprio rapporto con i lavori e i disagi che ne derivano e con l'amministrazione. Per questo motivo alcuni attivisti sono entrati clandestinamente nel castello, rendendo finalmente visibile l'entità del ritrovamento, in modo che tutti i cittadini siano informati, affinché vigilino sul futuro del nostro centro storico e partecipino alla stesura di nuove idee e nuove progettualità. IRS ritiene che questa sia un'occasione importante per la nostra città. Un centro storico valorizzato può diventare un richiamo per nuovi investimenti, può far sviluppare nuove idee imprenditoriali o incentivare piccole e medie attività commerciali. Non vorremmo che fra poco tempo tutto o la gran parte di questo venga sepolto.
cancellando per sempre un'importante testimonianza del nostro passato.